Ai poliziotti che l'hanno fermato ha riferito di averlo fatto perché in difficoltà economiche. La storia di un rapinatore padovano parte alle 13 di martedì, quando in via Madonna della Salute, zona Stanga, un uomo col volto coperto entra in farmacia e punta una pistola contro un dipendente. Davanti all'arrivo di altri clienti e all'impossibilità di aprire subito la cassa, desiste e scappa a piedi. 7 minuti dopo, alle 13.07, lo stesso copione si ripete in una farmacia di via Bramante. Qui il rapinatore riesce a farsi consegnare il fondo cassa e fugge con 45 euro. Gli agenti della squadra volanti intervengono immediatamente su entrambe le segnalazioni. I primi rilievi mettono in luce un dettaglio che insospettisce gli investigatori. Nonostante il grande caldo, l'uomo indossa camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, mascherina e cappello, un abbigliamento fuori stagione che serve a nascondere tatuaggi sulle braccia e capelli brizzolati, come emerge dalla visione delle immagini di videosorveglianza che riprendono lo stesso soggetto a muoversi in scooter nelle ore precedenti. Il mezzo diventa la chiave della caccia all'uomo. La squadra mobile lo rintraccia parcheggiato in zona Stanga. Poco distante individua il 57enne fidanzato dell'intestataria del veicolo. La perquisizione nella sua abitazione porta al ritrovamento della pistola, risultata poi essere un'arma a salve, oltre agli indumenti usati per le due rapine. Portato in questura per l'identificazione, l'uomo ammette le proprie responsabilità. Dei 45 euro rapinati, 10 erano già stati spesi in sigarette. Agli investigatori dichiara di aver agito per bisogno economico, trovandosi in cassa integrazione. Il 57enne, che non risulta avere precedenti penali, è stato denunciato per entrambe le rapine, sequestrati l'arma e gli indumenti utilizzati per i colpi.